Avete fatto la pasta e patate? Questi non li buttate, diventeranno l'aperitivo della vostra cena. In primis, tanta acqua, sciacquatele bene per togliere un po' di amido. Scolate bene dall'acqua, asciugate, frittura. La prima tra i 150 e i 160 gradi. Scoliamo, 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 lasciamoli un pochettino qui. Adesso che abbiamo fatto la prima frittura, alziamo la temperatura. Andiamo con la seconda cottura. Questo shock termico gli permette di essere ancora più croccanti. Come vedete, alcune di queste patate cominciano a presentare delle bolle di neve. Ci permetterà più o meno di avere lo stesso effetto delle pomme soufflé. Le patate sono pronte, non hanno più altra acqua da dare. Scoliamo bene. Stavolta usiamo un bel panno caldo. Una pizzicata di sale, una punta di questa paprika affumicata, quelle delle patatas bravas. Pronte? Le completiamo con una bella generosa grattata di lime. A me questo piace mangiarle così. Davanti alla TV con una bella maionese all'aglio. Se volete la ricetta della maionese, scrivetelo nei commenti. E fate i bravi.